Mentre in aula era in corso la seconda udienza preliminare del processo per la morte di Mattia Battistetti, all'esterno del Tribunale di Treviso il sit-in di amici e lavoratori uniti, come già accaduto lo scorso 26 gennaio, in una sorta di abbraccio alla famiglia del giovane. Volantini, cartelli e striscioni per chiedere giustizia per Mattia e per tutte le altre vittime sul lavoro. Noi pensiamo che sia arrivato il momento, attraverso queste iniziative, di dare risalto a quello che è appunto il mondo del lavoro e bisogna sostenerlo per evitare che ci siano infortuni e morti purtroppo sempre più crescenti. Perché questa strage che vede nel Veneto insomma il picco massimo rispetto, la proporzione massima rispetto agli abitanti in questo paese, per fermarla, per far sì che non ci siano morti sul lavoro, che si possa andare al lavoro, essere trattati dignitosamente e poter far ritorno a casa. È inconcepibile che nel 2023 esistano ancora queste cose, che vai a lavorare e non sai se torni a casa. Padri di famiglia, madri di famiglia che non sanno se riescono a tornare a casa dopo una giornata di lavoro. Sono arrivati da ogni parte del Veneto, ma anche dal vicino Trentino Alto Adige, per chiedere che si intervenga per mettere fine alle morti sul lavoro. Ci deve essere una legge sull'omicidio sul lavoro, noi l'abbiamo chiesta ma sembra che questo governo non ci abbia ascoltato né questo né neanche gli altri.